Dal cimitero delle vittime alla chiesa monumentale che le ricorda, al campanile di Pirago che ha visto l'orrore e ancora oggi è il simbolo che dal fango si può rinascere, la commemorazione del Vajont nel 50° dalla tragedia ripercorre i luoghi di sempre, con l'aggiunta della commemorazione civile nel Palazzetto dello Sport, per consentire a tutti, a tanti di partecipare, cittadini e autorità, amministratori e studenti, a ricordare che il tempo è passato ma la memoria resta viva, affidata ai giovani. L'inno nazionale unisce e riscalda i cuori, ma ci sono anche le tragedie più recenti a ravvivare il dolore. Il sindaco Padrin ricorda Lampedusa e dice: la lezione del Vajont ha insegnato poco o nulla, almeno un minuto di silenzio, un minuto cui vogliamo associare le nostre vittime del Vajont. A 50 anni dalla tragedia le comunità del Vajont guardano avanti e condividono con altri sfortunati nuovi drammi. Il sindaco di Longarone parla anche per i colleghi di Castellavazzo, Erto, Casso e Vajont e riconosce l'impegno e la tenacia dei superstiti, dei sopravvissuti, ma resta sempre attuale la domanda. Ogni giorno ci chiediamo perché nessuno, pur sapendo, non ha fatto nulla, ma proprio nulla per salvare 1910 persone innocenti. Nella Longarone moderna il timore della gente è di essere dimenticata dopo il 50°. Non sarà così. A vigilare in modo tale che questa tragedia non diventi l'occasione per fare la celebrazione dei 60 anni fra 10 anni. È una tragedia che merita rispetto, una tragedia comunque che è la più grande, la più immane catastrofe che mai si sia subita, ma soprattutto deve essere anche un grande insegnamento, come diceva Tina Merlin. E non basta solo piangere, ma bisogna anche poi pensare al futuro e quindi trarre insegnamento da quello che è accaduto.